Seconda corsa dall'Arcoveggio è la prima batteria, la batteria A del Memorial Vincenzo Gasparetto, il premio Song and Dance Man, confronto per anziani. I primi 4 si qualificheranno per la finale, che si terrà alle ore 18:28, sarà la nona e conclusiva corsa. Si va in partenza, start in movimento all'1 Fiamma BFC Maurizio Cheli, 2 City Lux Riccardo Pezzatini, 3 Estasi di No Francesco Facci, 4 Eridamia Antonio Di Nardo, 5 Heart of Steel Federico Esposito, Daphne Di Poggio con il 6 e Massimo Barbini sono rimasti indietrissimo, e con il 7 Expo Wise AS e Alessandro Gocciadoro. Difesa caratteriale da parte di Daphne Di Poggio, che rimane a 100 metri dall'autostart. Macchina che prende velocità. Partiti. City Lux prova a contenere Estasi di No, ma la manovra è impossibile. Ridamia intanto cerca di contenere Heart of Steel, che parte a tutta, e così Heart of Steel si presenta su Estasi di No, va a chiedere strada all'avversaria. 200 metri iniziali con Heart of Steel che passa a condurre, 14 spaccato il lancio. Heart of Steel in vantaggio nei confronti di Estasi di No, la terza posizione alla corda per City Lux, allo scoperto rimane Eridamia con in scia Expo Wise AS, alla retroguardia Fiamma BFC. 400 metri in 29, Heart of Steel è in vantaggio, nella sua scia c'è Estasi di No, Eridamia a suo malgrado è rimasta di fuori, si porta in scia Expo Wise AS e il ritmo ora va scemando. Frazione in 15,9 per la curva di sinistra. E così il cavallo olandese, interpretato da Federico Esposito, guida sotto alle tribune. In seconda posizione segue Estasi di No con al suo esterno Eridamia, poi City Lux con accanto Expo Wise AS, alla retroguardia Fiamma BFC. 59,8, 38 il secondo quarto di gara di rifiato per Heart of Steel, che continua in vantaggio sempre nella sua scia Estasi di No, di fuori Eridamia. Expo Wise AS sempre in seconda pariglia. 1,14,5 il primo chilometro, non cambia nulla, con sempre Heart of Steel che guida nei confronti di Estasi di No ed Eridamia. Poi Expo Wise City Lux 400 dal palo. 13,9 la retta di là, rompe gli indugi Expo Wise AS che si scopre in terza ruota all'imbocco dell'ultima curva. Heart of Steel allunga nella sua scia, c'è sempre Estasi di No, progredisce in terza ruota Expo Wise AS, Heart of Steel in vantaggio in fuga, a largo di tutti però finisce forte Expo Wise AS, si difende Heart of Steel, Estasi di No tra i cavalli, a largo Expo Wise, Heart of Steel vince nettamente nei confronti di Estasi di No, Expo Wise AS e City Lux. 27,9 per gli ultimi 400, 1,12,3 il ragguaglio cronometrico di Heart of Steel Federico Esposito, che lo porta al palo sicuro, addirittura senza togliere i tappi. Al secondo finisce Estasi di No, al terzo Expo Wise AS, al quarto City Lux. Sono questi i finalisti del Memorial Gasparetto che escono dalla batteria A.